Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra mappa conquista, precisamente al di sopra di questa bella collinetta dove sorge la cittadina di Tolosa, appartenente ovviamente adesso a noi, ma in seguito, in passato anzi, è appartenuta al popolo dei Pictoni, che per adesso giace al di sotto del terreno, falciato direttamente dai nostri guerrieri del Guado. Nella battaglia che avete visto nel gameplay precedente, i nostri grandi vivisci ci hanno ovviamente aiutato. Ricordiamo che grazie ad essi abbiamo ottenuto lo sbarco all'interno delle loro coste, essendo nostri alleati, quindi sicuramente abbiamo messo fine a questa popolazione, ovvero i Pictoni. Adesso, per completare finalmente l'indipendenza e la conquista dell'intera zona inerente alla Francia, dobbiamo ottenere diversi territori. Allora andiamo un attimino nella nostra mappa conquista, che è ovviamente molto più tranquilla per spiegare questo concetto. Innanzitutto abbiamo ottenuto la Celtica, dove deteniamo due eserciti, uno a sud e uno a nord, principalmente per tenere sotto mano l'ordine pubblico, però abbiamo un esercito abbastanza offensivo, che è certamente quello sotto il generale Aballos e quello sotto il generale, vediamo un po', anzi sotto la Vergine di Guerra Caculli. Con questi due eserciti potremmo finalmente ottenere l'indipendenza dell'Aquitania, scacciando gli Arverni, sicuramente contro i quali i nostri vivisci ci offriranno una bella mano d'aiuto, e sicuramente dobbiamo anche offrirgli una bella bottiglietta di vino appena termineremo la nostra campagna di conquista, per la nostra riconoscenza. Quindi qualche pagamento in denaro potrebbe essere comodo nei riguardi dei vivisci, perché sicuramente ci aiuteranno anche in delle prossime campagne. Allora è sorta anche la questione dei Massilia, i nostri nuovi ragazzoni che si ritrovano alla nostra destra. Diamo un'occhiata. Allora, avete visto questa sorta di cittadina portuale che si affaccia proprio sul mar Mediterraneo? Qualcuno di voi mi ha consigliato di conquistarla, qualcun altro appunto mi ha consigliato di tenerla appunto come alleata, perché sono molto abili nel commercio e sicuramente ci aiuterebbero ad aumentare ovviamente le monetine d'oro all'interno del nostro erario nazionale. Quindi, essendo molto abili nel commercio, potremmo anche tenerceli sotto mano per commerciare con essi piuttosto che conquistarli. Beh, io direi ragazzi intanto di dare un'occhiata a loro stessi, facendo avanzare il nostro grande signore della guerra, il nostro Magnum PI, portiamolo in avanti per vedere un po' la loro forza militare, a che livello ovviamente ammonta. Vediamo un po', diamo un'occhiata. Hanno diversi soldati nella parte sinistra, hanno una grande flotta, eccola qui proprio nella parte sud, e anche diversi uomini ovviamente di guarnigione come la Grazia del Grifone, che intendono sicuramente difendere la città. Allora non è che come dire, una battaglia già persa, non sono imbattibili, sicuramente hanno delle mura di cinta molto alte, che prima di gettarle a terra ci vorranno parecchi anni. Comunque io ho riflettuto abbastanza e credo ragazzi di portare avanti una campagna militare proprio contro questa popolazione, perché dando un'occhiata nella sezione diplomazia, eccoli qua, i Massili appunto non hanno nessun alleato, i loro alleati militari non esistono, però è un popolo che ovviamente non pesta i piedi a nessuno, sono molto sulla difensiva, però sono inaffidabili, quindi sicuramente non possono essere un alleato abbastanza tranquillo. Io direi ragazzi di eliminarli per avere il controllo diretto, è come dire una base d'appoggio diretta verso la Cisalpina, e per ottenere quindi una nuova base di conquista per l'intero controllo dell'Italia, ovvero la nostra prossima campagna militare. Bene, intanto io direi, intanto diamo un'occhiata alla loro, alle nostre relazioni. Abbiamo un'affinità culturale, sicuramente loro condannano la guerra che abbiamo fatto con i Pictoni, però è una popolazione che ovviamente non c'entra nulla con la nostra cultura, e sicuramente appartengono a una sorta di popolazione ben civilizzata, mentre noi siamo ovviamente dei barbari. Allora, con questo grande Magnum PI vediamo di analizzare anche quest'altra zona di territorio per controllare sicuramente particolari imboscate. Perfetto. E adesso appunto volevo farvi vedere appunto la mia nuova idea, il mio nuovo piano per la nostra campagna militare. Allora, vi faccio vedere intanto la situazione nel nord. Nella nostra Bibracte, della regione appunto celtica, la situazione è abbastanza instabile. Abbiamo ovviamente un ordine pubblico che è sotto la norma, e ovviamente anche nelle altre cittadine, quindi dobbiamo sicuramente intensificare l'ordine pubblico. Intanto c'è addirittura un altare di Cernuros che aumenterà l'ordine pubblico, però sicuramente dobbiamo migliorare questa sorta di aspetto. Nella situazione centrale, proprio nel bel mezzo della nostra Aquitania, il tutto va abbastanza bene, nei prossimi turni riusciremo a migliorare l'ordine pubblico, quindi per il centro non ci sono problemi. Al sud, a Tolosa, c'è ancora qualche piccolo problemino, quindi io direi di convertire l'ultimo bosco di Epona che abbiamo appunto ritrovato in qualcosa di più interessante. Allora, questo edificio ci consente di avere ordine pubblico e ovviamente bonus per la cavalleria. Convertiamolo in qualcosa di più interessante, come per esempio, vediamo un po', avevo dato un'occhiata ben precisa al bosco di Andraste. Il bosco di Andraste ci farà ottenere più ordine pubblico, ma anche bonus di carica alle nostre unità di terra dopo il reclutamento. Potrebbe essere davvero un'ottima opportunità per
migliorare ovviamente questa regione, perché ovviamente ci potrebbe anche essere una sorta di base secondaria per l'attacco ai nostri nuovi ragazzoni qua sotto. Bene, allora invece per quanto riguarda il nord, eccolo qui proprio a Bibracte, vediamo quello che sta accadendo. Allora a Bibracte abbiamo una fornace del bronzo che ovviamente ci serve per migliorare le nostre unità, e da Bibracte, ragazzi, partiranno i nostri eserciti per la conquista della sezione sud, quindi la nostra fornace del bronzo deve rimanere qui dov'è, mentre nella parte sinistra a Namnetum noi abbiamo un'altra fornace del bronzo che ovviamente non serve, perché da Namnetum non potremo mai far partire un esercito perché ci impiegherebbe troppo tempo, quindi convertiamolo in qualcosa di più utile, perché adesso il nostro obiettivo è aumentare il nostro guadagno orario, anche le nostre casse definitive, per ingaggiare un nuovo esercito e quindi avere una forza maggiore nella distruzione dei nostri nuovi avversari. Abbiamo disponibile l'orefice. L'orefice sicuramente è un qualcosa che ci aiuterà sicuramente nella produzione e nella nostra economia. Guardate un po', 20% alla ricchezza da tutti gli edifici, quindi sicuramente arriveremo a 500 monetine in più grazie anche all'editto stimolo commerciale, più 16% alla ricchezza generata da tutti gli edifici per le attività produttive. Ci sarà meno 10 all'ordine pubblico per qualche turno, sicuramente 8 turni, però ragazzi questi cambiamenti li dobbiamo effettuare radicalmente perché ci serviranno per la nostra prossima campagna di conquista. Allora, intanto i nostri arverni devono essere eliminati, però prima dobbiamo sistemare il nostro ordine pubblico. Ovviamente, come ben sapete, una guerra va studiata nel minimo dettaglio e quindi sicuramente prima di incominciare un'altra guerra dobbiamo stare un bel po' di tempo sulla nostra mappa conquista per evitare di effettuare errori. Ok, intanto prendiamo la nostra grande Rockstia appartenente al genere druido, quindi mandiamola in avanti e vediamo quello che può combinare appunto all'interno dello schieramento nemico. Allora, io direi, visto che all'interno di questo periodo l'unica fonte economica era l'agricoltura, vediamo di gestirla nella maniera migliore. Allora, vediamo un po', abbiamo a Camdolium, la nostra grande capitale, eccola qui da dove è nato tutto, una sorta di recinto di cavalli. Vediamo di convertirlo in qualcosa di più interessante, come per esempio una bella riserva che ci consentirà ovviamente di guadagnare altri soldi ottenuti grazie alla nostra attività agricola. Bene, vediamo di attuare questa sorta di miglioramento, mentre per quanto riguarda ovviamente il nord, la nostra grande cittadona di Helidion, proprio nella Scozia, nel bel mezzo della Scozia, vediamo di effettuare qualcosa di diverso. Allora, ovviamente anche qui abbiamo una fucina del bronzo, però sicuramente la nostra zona del nord ormai è sicura. Guardate come nevica qua sotto, proprio alla grande, le foreste completamente colme di neve, guardate che fighe. Sicuramente questa zona ovviamente non verrà utilizzata per il reclutamento militare, quindi convertiamola in qualcosa che ci possa dare una mano nell'economia. L'essaccatore di sale sicuramente ci conferirà qualcosa in più se alleviamo delle bestie ovviamente da lavoro, quindi per il bestiame, mentre abbiamo anche ovviamente la nostra sezione del carpentiere. Questo ovviamente il carpentiere è un edificio che si dedica necessariamente alle unità da tiro, quindi un'altra abilità, un altro edificio offensivo. L'essiccatore di sale è davvero molto interessante, avere un po' di sale è utile, averne molto è redditizio, quindi ancora dello squallore per l'ordine pubblico, però altra ricchezza e quindi un'ottima base per la nostra guerra. Visto che otterremo più 10% alla ricchezza dagli edifici per il bestiame, convertiamo la nostra riserva in qualcosa di più interessante, come per esempio i recinti del bestiame. Eccoli qua. Nella nostra parte sud, ovviamente la nostra cittadina di Eblana, non possiamo effettuare un miglioramento perché sicuramente ciò comporterebbe una diminuzione dell'ordine pubblico, quindi aspettiamo qualche attimo. Per quanto riguarda la nostra tecnologia, lasciamo per adesso perdere le fondazioni in pietra per questi 8 turni e ci dedichiamo per adesso alla scoperta della nostra cotta di maglie della fanteria, però prima dobbiamo necessariamente scoprire la sella avanzata. Questo perché, ragazzi? Perché in pratica per affrontare una popolazione con una cultura molto più avanzata, come per esempio i nostri Massilia, ovviamente si notano che sono molto diversi da noi. Il personaggino principale appunto si nota che è molto più acculturato, molto più abile nel combattimento di noi stessi. Noi abbiamo una sorta di barbaro qui con questo scudo appartenente al nord, mentre ritroviamo qui nel sud un ragazzone con una sorta di oplita, quindi sicuramente saranno molto più abili nel corpo a corpo, hanno degli opliti molto più competitivi di noi, quindi sicuramente dobbiamo migliorare il nostro ambito nelle esercitazioni di guerra, scoprendo la sella avanzata e sicuramente avendo dei bonus passivi per quanto riguarda la nostra cavalleria, avremo la possibilità di scoprire anche il manascalco. Esso ci aiuterà sicuramente nella miglioria delle nostre grandi e migliori armature. Allora, vediamo un po' adesso di passare il turno. Attenzione, cosa succede? Vuoi davvero terminare il turno? Iliatos, mi sa che c'è qualcuno che ancora deve essere promosso dopo aver completato ovviamente il nostro processo di conquista. Benissimo, allora rendiamo il nostro caro amico come al solito un po' autorevole, perché sicuramente dell'autorità ci servirà nella prossima battaglia, però mi sa che ha guadagnato anche qualche altra cosa. Ammiraglio generale, più 2 all'autorità, questo potrebbe essere interessante perché ovviamente i nostri eserciti costeranno ancora meno
meno. Bene, allora vediamo di completare il nostro turno. Ovviamente ragazzi questi turni di intermittenza, intermediari che ovviamente ci preparano alla guerra sono necessari per capire più o meno le nostre basi per poi creare un vero e proprio conflitto contro i nostri avversari. Quindi vediamo un po' adesso quello che accadrà il prossimo anno. Bene, sono passati circa 2 anni e proprio al termine del secondo anno è arrivata una bella proposta, un bell'uccellino con una bella pergamena diretta appunto dai Cantabri. Allora, stanno chiedendo appunto una bella alleanza militare proprio nella parte nord della Spagna. Allora, i Cantabri confinano con noi stessi, con la provincia di Tolosa, quindi se concludessimo questo affare, questa sorta di alleanza militare, non avremmo problemi per quanto riguarda la sezione sud e quindi ovviamente essendo ambiziosi e inaffidabili potrebbero gettarsi ovviamente contro la nostra cittadina. Quindi io direi adesso di provare una bella controfferta, evitare di pagare 4.200 monetine e proporre magari un nuovo pagamento, come per esempio diamo un'occhiata 2.100 monetine, potrebbero andare abbastanza bene. Vediamo che cosa dicono. Probabilità di successo moderata, incrociamo le dita. Hanno accettato l'offerta. Bene, sicuramente adesso abbiamo le spalle coperte per quanto riguarda ovviamente il nord della Spagna e possiamo concentrare tutte le nostre forze certamente nella sezione sud della nostra Francia. Benissimo, intanto adesso vediamo un po' di completare, attenzione, un altro bell'accordo commerciale arriva direttamente dai Massilia. Allora ci offrono addirittura 2.900 monete. Vediamo un po' l'equilibrio di forza. Allora questa barra indica la tua forza in giallo in relazione a quella dell'altra fazione. Certamente però l'ordine pubblico non è proprio nella sua situazione migliore, quindi per adesso non possiamo iniziare una guerra. Però 2.900 monetine, un accordo commerciale, io per adesso lo posso accettare, in modo tale che i nostri amici importano direttamente tutte le nostre merci. Come dire, ancora noi ci dichiariamo neutrali nei loro riguardi, quindi sicuramente anche se dichiarassimo guerra in un futuro non ci saranno problemi. Attenzione che arrivano anche i Treveri dal nord che intendono effettuare un nuovo patto di non aggressione. Questo potrebbe essere anche un ottimo patto perché ci coprirebbe le spalle anche da questi maledetti che sono abbastanza ambiziosi. Però 4.200 monete sono troppi, quindi vediamo un po' di diminuire il tutto. Un bel patto di non aggressione gratis, vediamo se riusciamo a strapparlo. A 2.100 monete. Gli spiriti hanno notato che i nostri depositi di ricchezza sono desiderosi di tributi, potete aiutarci? Beh, prendetevi questi 2.100 monetine, sono ovviamente inferiori alla vostra precedente offerta, quindi possiamo andare bene. Allora, sono proprio, attenzione, in seguito a un nuovo accordo è stata aperta una rotta tra il tuo territorio e quello del tuo nuovo eccola, partner commerciale. Pattugliala con cura, perché i nemici cercheranno presto di attaccarla, danneggiando così l'economia. Allora, come potete ben vedere è appunto stata tratteggiata una bella linea in giallo che appunto parte dalla cittadina di Massilia, attraversa le colonne d'Ercole appunto da questa parte, superando l'intero continente spagnolo e probabilmente fuoriescono da questa zona per arrivare certamente all'interno della nostra cittadina principale di Camdolium. Allora, le rotte commerciali più proficue sicuramente sono le nostre, poiché hanno davvero tantissime materie prime come la legna, ovviamente i metalli, le pelli, quindi sicuramente i pirati si divertiranno a colpire certamente le nostre rotte. Per adesso non abbiamo ancora particolari problemi perché ci stiamo concentrando certamente nelle battaglie terrestri, però magari più avanti potremmo avere problematiche. Però allora vediamo un po' con questa nostra Rockstia quello che possiamo combinare all'interno di una città. Possiamo creare disordini. Allora però hanno un ordine pubblico davvero fantastico, sono proprio all'insegna del rispetto e del controllo, quindi per adesso mi sa che con questi due ragazzoni possiamo solo analizzare la situazione circostante. Allora vediamo se possiamo dare un'occhiata in Italia a quello che accade. Proprio vicino Genova ci sono diversi eserciti degli Elvezzi, questa nuova popolazione, che si scontrano appunto con questi reti che hanno probabilmente messo fine all'impero romano d'Occidente. Intanto vediamo di salire da questa parte per dare un'occhiata all'intero territorio. Con questa ragazzona vediamo di rimanere qui, perfetto, e io direi adesso di iniziare a svincolare qualche esercito per la conquista diretta della cittadina di Nemossos. Allora vediamo come va qui ragazzi. Possiamo magari demolire questo recinto per cavalli, perfetto, in modo tale da creare qualcosa di diverso. Nella nostra sezione nord qui, molto bene, vediamo di convertire qualcosa di interessante in qualche edificio che ci possa aiutare per l'ordine pubblico. Vediamo un po'. Perfetto, distruggiamo questa riserva, anche se ci consente di ottenere diverse monetine orarie, però convertiamola in qualcosa che ci possa aiutare per quanto riguarda l'ordine pubblico, perché potete vedere potrei anche svincolare questo esercito al di fuori della cittadina, però l'ordine pubblico ovviamente creerebbe problemi, quindi per adesso vediamo di rimanere ancora qui dentro, benissimo, e vediamo un po' quello che possiamo fare passando ovviamente ancora il turno. Mancano 3 turni prima del completamento della nostra ricerca principale, ovvero quella che ci condurrà all'ottenimento della nostra cotta di maglia, e adesso
dobbiamo capire più o meno come gestire questa nostra situazione, perché al nord a Bibracte non possiamo spostare l'esercito ancora, ma io credo che tra qualche turno dalle Monum possiamo ottenere un grosso attacco proprio nei riguardi di Nemossus. Allora, intanto vediamo un po' la Persia, ecco che arrivano direttamente i Rodi. I partner commerciali di lunga data maturano un sano rispetto reciproco, che si traduce in un incremento degli introiti derivanti dalle rotte commerciali nel corso dell'intero accordo. Bene, allora sicuramente dobbiamo come dire, eliminare questo accordo commerciale che abbiamo con i Massali abbastanza presto, perché sicuramente un accordo a lungo termine creerebbe dei problemi, quindi diplomatici, nel caso dichiarassimo guerra. Intanto un intrigo politico, vediamo quello che accade. Probabilmente i nostri capi anziani stanno guadagnando troppa gravitas, quindi certamente dobbiamo tenerli sott'occhio perché potrebbero anche creare una vera e propria rivoluzione, però intanto i nostri messaggi di evento ci dicono che abbiamo una popolazione indignata proprio nella Celtica, maledizione, abbiamo proprio una popolazione pronta alla rivolta, quindi mi sa ragazzi che qua dobbiamo far scatenare un bel attacco proprio nei riguardi di questi dannati schiavi. Per quanto riguarda la sovrappopolazione, in Britannia ci sono ovviamente dei grandi miglioramenti che hanno permesso a Camdolion di costruire qualche altra cosa, quindi un grande progetto di espansione. Date un'occhiata alle nuove mura adesso dove arrivano, proprio dall'altra parte, e potrà essere costruito finalmente un nuovo edificio, quindi probabilmente per il miglioramento della nostra città. Allora io direi di andare avanti con le zone comuni, il centro cittadino, che ci permetterà di avere nuovi introiti a livello commerciale. Come va il rapporto di costruzione? Sono stati costruiti diverse zone di riserva, anche un mercato degli schiavi, la popolazione è incoraggiata e sta crescendo nell'Aquitania, quindi la nostra nuova provincia che abbiamo appena adesso conquistato, proprio nella parte sinistra, potrebbe essere un'ottima opportunità per lanciare l'attacco proprio ai nostri nuovi amici. Intanto costruiamo la sacra recinzione per aumentare ancora l'ordine pubblico per turno, a Cenabum costruiamo un'altra sacra recinzione per aumentare l'ordine pubblico, per tenere ovviamente sotto controllo questi maledetti. Allora, adesso ragazzi inizierà il reclutamento dell'esercito principale per la conquista definitiva del sud, ovviamente della nostra grande Francia. Allora, vediamo un po' il reclutamento, creiamo delle nuove forze, abbiamo 2 generali disponibili. Allora, vediamo un po' il nostro grande candidato numero 1, meno 20% alle sanzioni sull'ordine pubblico, meno 1% alla corruzione, oppure meno 10% ai costi di costruzione di un edificio agricolo, e anche ricchezza proveniente dall'agricoltura e dal bestiame. Ok, vediamo di creare un nuovo esercito appunto sotto il comando di questo nuovo ragazzono, ovviamente dei nobili eroici molto più abili nel combattimento, e vediamo di reclutare anche delle unità molto più interessanti. Abbiamo dei gruppi di soldati con spada molto più esperti, vediamo di creare un esercito, vediamo un po', ben 5-6 unità accompagnate da altre 3 unità con lance, e vediamo di aggiungere anche ben 3 unità di schermagliatori. Benissimo. Allora, per quanto riguarda lo scorpione britannico, ancora non lo utilizziamo perché secondo me non è un'arma d'assedio molto interessante, sprecheremmo solo soldi. Magari concentreremo la nostra attenzione su delle armi d'assedio molto più interessanti. Ok, questo esercito ragazzi sicuramente sarà uno degli eserciti principali che ci aiuterà nella conquista di Nemossos. Allora, intanto dobbiamo cercare... all'edizione si è spostato un esercito, non vorrei che ci dichiarassero guerra adesso. Certamente perderebbero, però potrebbero crearci dei problemi. Intanto anche i Getuli, proprio nella Mauretania, l'attuale Marocco, chiedono un patto di non aggressione. Non so perché questo cappellaio qui accanto a noi chiede appunto questa sorta di patto di non aggressione, visto che è dall'altra parte del mondo. Io direi di rifiutare la loro offerta perché la vedo un pochino insensata. Comunque continuiamo, attenzione, ma io proprio voglio capire dove è finito l'impero romano d'Occidente, cioè non ho appunto... eccoli, Massilia. Sono entrati in guerra con gli Elvezi, quindi sicuramente sono un po' atterriti da noi stessi e quindi ci chiedono un patto di non aggressione. Rifiutiamolo, uccidiamogli il gufo con il quale ci hanno mandato la pergamena e vediamo di stare ancora calmi. Intanto proprio mi chiedevo dove è finito l'impero romano, maledizione. Attenzione, i Vivisci entrano in guerra contro gli Arverni. Se per caso non accettassimo la loro offerta, potremmo danneggiare certamente i nostri accordi diplomatici, quindi dobbiamo per forza entrare in guerra accanto ovviamente al nostro alleato storico. Accettiamo quindi alla partecipazione di guerra contro gli Arverni e cerchiamo di essere più veloci dei nostri Vivisci nella conquista di questa cittadina. Obiettivo di guerra disponibile. Grazie ai recenti avvenimenti potrai ora suggerire un obiettivo ai tuoi alleati. Benissimo, intanto vediamo di capire cosa possiamo fare. Qui abbiamo un esercito che sta per essere ultimato, in 3 anni verrà completato, aggiungiamogli anche qualche unità importante di cavalleria, in questo caso 2 unità di carri e un'altra unità, le lance vanno abbastanza, va bene, un esercito abbastanza compiuto. Vediamo adesso di stare un pochino più attenti per quanto riguarda questa cittadina. Allora, intanto con la nostra spia vediamo di andare in avanti per danneggiare questi dannati eserciti. Finalmente siamo di nuovo in guerra, il nostro Diabolic numero 1, ben 7 stelline. Quanti anni ha il nostro amico? Vediamo un po'.
75 anni, un spione che col bastone vediamo se riesce a ostacolare questi maledetti. Attenzione che questi arverni qua sono abbastanza potenti per quanto riguarda ovviamente l'assetto bellico. Date un'occhiata degli eserciti completi che hanno, quindi attenzione. Allora, con questo esercito qui come sta andando? Possiamo spostarci finalmente, vediamo un po', ancora -7, però io direi che col passare del tempo poi sistemiamo la zona. Vediamo di lanciarci adesso un attimino in territorio nemico, andiamo a tutta manetta, vediamo se con il nostro volere di Andraste possiamo eliminare finalmente una delle prime unità arverne, ok, una risoluzione automatica, magari con modalità protezione. Attenzione allo scudo, aia, calcio nelle parti basse, eliminato, benissimo, ok. Vediamo adesso di eliminare questo particolare esercito dalla sventura degli uomini, infatti si è battuta proprio su di voi amici miei, e adesso vediamo di aumentare ovviamente il grado dei nostri grandi generali. Rendiamo il nostro caro amico un po' più fortunato, ovviamente 10% la probabilità di sfuggire agli agenti nemici, questo ci servirà tantissimo, visto che il nostro generale, il nostro corno d'oro qui a sinistra a 38 anni, ci aiuterà anche nelle prossime campagne di conquista. Ok, procediamo in avanti, intanto con il nostro spione sta andando bene, la nostra cara ragazzona che è qua sotto, vediamo di portarla fino alla città nemica per vedere quello che può combinare. Magnum PI che è proprio nel bel mezzo della Liguria, vediamo di portarlo dall'altra parte. Mamma mia che flotta, ovviamente una repubblica marinara come Genova non poteva contraddistinguersi se non da questo tratto. Vediamo un po', mamma mia, qua ragazzi appunto tra qualche anno scoppierà uno dei conflitti davvero più celebri della nostra storia. Qui addirittura con questa sorta di postazione a diamante abbiamo i reti che probabilmente hanno distrutto l'impero romano d'Occidente, perché appunto non vedo un accidenti, però sicuramente avverrà una bella battaglia proprio in questo valico attraverso le Alpi per la conquista di questa cittadina. Sicuramente queste sono delle battaglie per adesso che stiamo svolgendo davvero molto tranquille contro ovviamente gli Arverni. Sono delle popolazioni che hanno massimo 1, 2, 3 città, ma i reti hanno 6, 7, 8 province, quindi sicuramente sarà una battaglia molto più intensa. Il classico scontro tra titani, va? Comunque è importante adesso stabilire questi concetti ovviamente per l'agricoltura, per l'amministrazione del nostro territorio, perché sembrano stupidi, ma questi elementi saranno fondamentali più avanti per non perdere contro i reti. Allora, i lusitani della Lusitania, vediamo dove sono, cioè io neanche conosco da dove vengono e chiedono un patto di non aggressione. La nostra fama ragazzi è proprio celebre in tutto il mondo e quindi probabilmente vogliono un po' ripararsi da noi stessi, però ancora noi rifiutiamo perché probabilmente non sappiamo ancora chi ci fermerà. Intanto ricerca completata, hai completato un nuovo progresso, ogni cavaliere ha bisogno di una sella stabile, altrimenti il cavallo fa, come dire, i capricci. Bene, allora intanto una nuova vergine di guerra ha ottenuto una nuova abilità, un nuovo agente incognito scoperto adesso. Allora vi ricordo che qui le nostre unità stanno sempre per essere addestrate dalla nostra cara vergine di guerra che ha raggiunto 56 anni, però è sempre nel pieno delle sue forze. Completiamo un'altra abilità, artificio, benissimo.